Il Partito del Popolo della Famiglia si riunirà lunedì prossimo alle ore 18 presso il Salone delle Ancelle Riparatrice per fare il punto sulla situazione qui in provincia di Agrigento e capire anche il lavoro che hanno svolto nel territorio. Ne parliamo con Sergio Coniglio, che è un po' l'animatore di questo evento e che da diverso tempo cerca di portare avanti il pensiero politico del Popolo della Famiglia. Sì, ritengo che sia un punto importante, considerando che il Popolo della Famiglia nasce alla fine del 2016, siamo ancora nel 2018, non è trascorso, quindi sono 2 anni, ha fatto un buon cammino. Ecco, dicevo, è il punto del coordinamento provinciale dei vari dirigenti che si stanno diffondendo nell'intera provincia, da Sciacca, Licata, Agrigento chiaramente. E allora ci riuniamo il giorno 26, lunedì prossimo, nel salone, l'auditorium delle Ancelle Riparatrici. Ringrazio la direttrice per averci ospitato, per fare il punto dell'ordine. Qual è il punto dell'ordine? Intanto la raccolta delle firme delle europee, con la macro regione Sicilia e Sardegna, 4 candidati, e poi in contemporanea, in parallelo, faremo la raccolta delle firme sul reddito della maternità. Cosa consiste? 96.000 euro per 8 anni alle mamme che dedicano la propria esistenza all'impresa, alla prima impresa familiare, cioè quella di procreare e educare i propri figli. Lo dice un dirigente scolastico, per la quale ormai dico sempre a tutti agli amici che mi vengano a trovare a scuola: noi abbiamo i nostri ragazzi che sono orfani di genitori praticamente vivi. Ed è una cosa gravissima. Dopodiché di questo parleremo anche del coordinamento, come raccogliere le firme e portare avanti i temi non negoziabili che, ahimè, mi dispiace dirlo, ma quello che è il governo attuale, cioè giallo-verde, di fatto ha tradito, perché in realtà sulla famiglia e sulla vita non c'è manco un becco di un quattrino.